Allora, il Tormaccia dove ci mette in difficoltà, allora l'andata secondo me è stata molto più semplice, loro sono diventati molto più squadra a mio avviso rispetto all'andata. Rispetto alle altre squadre ci mettono più in difficoltà perché hanno giocatori evidentemente più bravi, non lo so, e loro oggi hanno giocato veramente una grossa partita, ma non mi piace parlare di avversari, intanto vi faccio i complimenti a tutti i ragazzi che sono stati in campo per il comportamento avuto, perché comunque è stata una partita maschia, dura ma corretta. E io oggi voglio parlare di questi ragazzi miei. Oggi i 4 ragazzi, 3 anzi, sono venuti, non sono entrati, sono stati lì, erano più avvelenati degli altri, al terzo gol sono entrati ad abbracciare i compagni e io oggi, a parte i nomi soliti di quelli che hanno giocato, io oggi voglio dare un abbraccio ufficialmente a Buttaroni, a Michele Benassi, a Taroni. Hanno incarnato lo spirito di questa squadra, sono stati qui sotto la pioggia insieme a noi, hanno avuto fame insieme a noi, hanno vinto insieme a noi ed erano più motivati degli altri, per questo gli do un abbraccio. Allora, il discorso del playoff, io ne parlavo anche con l'allenatore loro perché comunque è un mio amico prima della partita. Secondo me questa partita non decideva nulla, sono dello stesso pensiero dell'altra settimana, abbiamo vinto, abbiamo dato 5 punti, è importante, abbiamo dato finalmente distacco in classifica, giochiamo un po' più tranquilli ma non dormiamo. I 7 punti non credo che arriveranno perché comunque loro hanno i mezzi per vincerle tutte fino in fondo, assolutamente. Starà a noi stare concentrati e quasi sicuramente si andrà al playoff spareggio, ma di questo ne sono straconvinto. E comunque non sottovalutare neanche il Garra, perché comunque il Garra ne parlano in pochi, ma a mio avviso sta facendo un grande campionato. Riuscire a stare appresso a noi e al Tormarancia, a mio avviso è tanta roba. Dedico la vittoria in primis al presidente, al vicepresidente e soprattutto ai ragazzi della Nord. Non ne conosco uno, sono venuto oggi qui sotto la pioggia, ci hanno fatto immenso piacere, mi sono emozionato, ho il fuoco dentro grazie a loro, credo che stanotte mi addormenterò molto tardi. Un abbraccio ideale a tutti loro e avanti Lazio.